Buonasera a tutti ragazzi, vi auguro una buona serata ragazzi, queste sono le previsioni per domani, quindi diciamo sono riuscito a fare l'ultimo video, quindi o posso ne faccio un altro, non lo so, ma vediamo. Comunque ragazzi, domani bel tempo diciamo su tutto il nord e il centro Italia, ma maltempo soprattutto diciamo come potete vedere con intensi nubi e diciamo forte maltempo sulla Sicilia e sulla Sardegna. Quindi domani sarà una cosa strettamente, ciao avvocatella, quindi strettamente sulle due isole, quindi diciamo la Sardegna e la Sicilia, un po' la Puglia diciamo, però tutto il nord, compreso sì, King, compreso diciamo il centro, ragazzi. Ciao Jasmine. Quindi fino diciamo sarà solo in effetti solo Sicilia e Sardegna, ragazzi. Queste saranno le due, diciamo, isole che saranno colpite, diciamo, duramente. Ci sta l'allerta rossa in Sicilia, quindi domani perlomeno le due isole non sarà bel tempo. Ciao Giuliana. Quindi diciamo che tutti sì, sì, però ci sta l'allerta, questa è per questa proiezione che vedi, King, è per domani mattina, quindi nella mattinata, questa è la proiezione che ho fatto, ho preso dal satellite e diciamo questo è quello che per domani mattina. Poi per domani sera, vedi, ti faccio vedere quest'altra foto che ho fatto. Come puoi vedere, sta un po' sulla punta della, diciamo, Calabria, come puoi vedere. No, no, la linea forse è sulla Sardegna, come puoi vedere. Adesso ci sta una grande nuvola sulla Sardegna, quindi in effetti saranno tutte e due flagellate dal maltempo. Quindi domani mattina in Sicilia, domani sera sulla Sardegna e un po' sulla punta della Catania, in effetti, perché si è spostato il maltempo giusto sulla punta, diciamo, dove sta diciamo, Palermo e Catania, va. Poi su tutto il resto dell'Italia, ragazzi, bellissimo tempo, quindi ovunque, diciamo, non farà caldo caldo già domani, ma dopodomani, ragazzi, arriva questa ondata di caldo, quindi dopodomani è confermato in tutta Italia che ci sarà fortemente questa ondata di caldo africano in arrivo, quindi credo che questo weekend, come abbiamo già detto l'altra volta, sarà davvero di fuoco. Quindi, come mostrano perlomeno le proiezioni, ragazzi, sembra che sia così. Quindi, non credo che. Ciao, Jasmine. Eh no, forse la linea perché a me va bene, non lo so, forse è un problema di linea. Quindi diciamo domani ragazzi maltempo sulle due isole maggiori, quindi diciamo Palermo, Catania, Sassari, Cagliari, quindi Sicilia e Sardegna. Uno la mattina sarà la volta della. Sì, sì, ho frase, tutto bene, sì, sì. Siamo tornati da un'oretta più o meno, però non abbiamo fatto nulla, vabbè, non fa niente. Ci proveremo di nuovo, quindi e poi ragazzi in pomeriggio sarà la volta della, diciamo, della Sardegna. Quindi le due isole, una la mattina, l'altra la sera. Quindi però il resto dell'Italia sarà bello bello, diciamo, bel tempo davvero, perché ho visto già la proiezione per dopodomani, però come sempre io vi dico aspetto sempre per non darla. Allora, quella che mi fa vedere adesso è bella tutta pulita e rossiccia, quindi quando è rossiccia significa che è caldo. Però io aspetterò giustamente domani per che diciamo, le probabilità sono molto molto più alte, quindi meglio attendere. Ve lo dico così in modo, però voglio aspettare. Poi domani farò quella per dopodomani, quindi vi farò vedere un'Italia, credo che come l'ho vista io stasera già, tutta bella pulita interamente e con certi, come lo chiamo io, il rossiccio perché farà caldo, quindi in tutta Italia, quindi temporali da nessuna parte. Quindi ragazzi vi auguro buona serata, ci sentiamo diciamo fra poco con un altro video.
Questo qua è per quanto riguarda il meteo. Mo cerco di fare un video dove si parla sempre di cose un po' particolari, diciamo, come dico sempre io. Quindi domani massima attenzione su Sicilia e Sardegna. Queste sono, diciamo, è un po' la punta, diciamo, della Calabria verso la sera. Poi in Sicilia, mi raccomando, ci sta l'allerta rossa, massima attenzione lì. Se volete andare sul sito della Protezione Civile, vi potete fare caso che c'è scritto proprio lì, quindi sulla Sicilia ci sarà allerta rossa, sulla Sardegna no, però sulla Sicilia lo porta scritto proprio, quindi perlomeno sta sul sito, diciamo, della Protezione Civile, ragazzi. Vi auguro buona serata e ci sentiamo dopo, dai. Ciao Avvocatello, Frasia, Jasmine, ciao a tutti.